ritrovati cari telespettatori, sempre supportati dallo SPI CGIL, e parliamo quest'oggi di liste d'attesa, quindi di sanità, di problematiche che devono trovare assolutamente una rapida soluzione, di un'indagine che è anche stata condotta peraltro a livello unitario dai sindacati dei pensionati, SPI CGIL in testa, in collaborazione con l'IRES del Veneto, istituto di ricerca, sulle modalità con cui avvengono queste o non avvengono queste prenotazioni delle diagnostiche, delle visite ambulatoriali e quant'altro in convenzione con la sanità pubblica, quanto c'è ancora da fare. Allora, per parlare di questo e della campagna anche di insistenza, sensibilizzazione e incontro che sta facendo il sindacato, abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Elena Di Gregorio, segretaria generale SPI CGIL del Veneto. Ben ritrovata, segretaria. Grazie, buongiorno a voi. Grazie di essere qui presente, e anche la dottoressa, ben ritrovata anche lei, dottoressa Chiara Gargiulo dell'IRES Veneto, ricercatrice. Buongiorno, grazie. Allora, una ricerca, si sta parlando tutti i giorni praticamente, questo nei vari media, a livello territoriale e locale, bisognerebbe farlo anche a livello nazionale, perché è una ricerca molto importante quella che avete commissionato e che ha preso anche in esame, dopo la dottoressa ci racconterà nei dettagli, un campione significativo di persone. Cosa ha fatto scattare? Basta, adesso ci muoviamo. Cosa è successo? Allora, la situazione dei tempi di attesa per le visite, ma anche per la diagnostica, è una vera emergenza anche in Veneto per i cittadini e in particolar modo per le persone anziane. Noi nelle nostre sedi appunto abbiamo le persone che ci vengono a raccontare il loro disagio e abbiamo appunto, anche quando li incontriamo, facciamo assemblee pubbliche, il tema della salute, del funzionamento della sanità in Veneto è quello che tiene banco, e le criticità che emergono sono sostanzialmente due: una dei tempi di attesa molto lunghi e l'altro è quello della carenza di medici di medicina generale. Assieme alle colleghe di FNP e WILP abbiamo deciso quindi di approfondire e indagare la situazione reale per quanto riguarda i tempi di attesa, perché la comunicazione della Regione è sempre molto ottimistica rispetto a un'esperienza invece anche personale. Insomma, ognuno di noi si misura con la difficoltà, con i disagi nel prenotare nei tempi dovuti una visita o un accertamento. Quindi abbiamo deciso di fare questa indagine per avere un riscontro concreto alla situazione, e il fatto che abbiano risposto in più di 3.000 pensionati, cittadini, in un tempo rapidissimo dimostra slide che così fa vedere il campione, quanto esatto, il tema sia effettivamente oggettivamente sentito. E purtroppo dobbiamo anche dire, poi appunto Chiara Gargiulo ci illustrerà i dati, ma che i nostri timori sono stati ampiamente confermati, quindi resta un'emergenza ancora molto elevata. Ovviamente ci stiamo trascinando dei ritardi accumulati con il Covid, questo è un dato oggettivo che non riguarda solo la nostra regione, ma la nostra regione è in forte ritardo anche se confrontata con regioni a noi vicine, penso al Friuli Venezia Giulia o a regioni anche di dimensione più analoga alla nostra, che sono riuscite nel 2022 a recuperare l'accumulato, i ritardi accumulati. Il Veneto siamo al 73%, insomma un dato che è poco superiore alla media italiana, e questo anche perché la Regione Veneto nel 2022 non ha speso nemmeno tutti i soldi che erano stati stanziati per lo smaltimento delle liste di attesa, ha speso solo l'80%. Quindi erano stati stanziati proprio per sì, le liste allora d'attesa. il governo nazionale aveva fatto un piano per il governo delle liste di attesa, questo ancora nel 2019, che poi con una legge nazionale che è stata recepita anche della Regione Veneto, perché come dicevo prima il tema delle liste di attesa era già attenzionato, era già un problema che riguardava la sanità pubblica. Poi è intervenuto il Covid, che ovviamente ha ritardato, rinviato, accumulato ritardi, e quindi il governo già dal 2020 aveva cominciato a stanziare risorse per affrontare e per aggredire questo problema. Finita l'emergenza, 2022 è stato l'anno in cui si è cercato di fare di più, anche perché anche le persone si sono rivolte, hanno ripreso a curarsi. Sappiamo che purtroppo certo, insomma, era difficile anche andare in ospedale, insomma, si cercava di evitarlo se era possibile nel periodo della pandemia, quindi è ripreso, tant'è che anche la Regione ci dice che c'è stato un aumento delle prescrizioni mediche nel 2022 rispetto agli anni precedenti, ma dovuti appunto a un rallentamento che c'era stato prima. Il problema è appunto come riusciamo ad aggredire
questo tema, a smaltire le liste e evitare di accumulati, e per tornare alla normalità che sappiamo non sarà normale perché già prima avevamo comunque dei problemi. Quello che noi pensiamo, quindi l'obiettivo dell'indagine e della campagna che abbiamo fatto unitariamente è quello di avere il polso della situazione, quindi avere delle testimonianze reali sulla situazione. Portare dati tecnici sostanzialmente. Esatto, fare un'informazione anche nei confronti dei cittadini per quanto riguarda anche le classi di priorità, in maniera tale che il rapporto anche con i medici sia un rapporto consapevole, perché se il medico mi prescrive una visita entro 30 giorni non posso pretenderla entro 10, no? Perché vuol dire che il medico ha valutato che la mia patologia, il mio bisogno è entro 30 giorni, ma posso esigere che entro 30 giorni venga fatto, non dopo un anno, perché di questo stiamo parlando. Quindi avere consapevolezza del proprio diritto e di come si risponde ai bisogni di salute e anche di quello che si può fare qualora non si abbiano risposte dalla sanità pubblica, certo. Perché anche qui ci sono delle cose che si possono fare ma che vengono taciute, non c'è un'informazione puntuale su questo, la regione è un pochino latitante, mentre appunto e questo cosa comporta? Comporta che i cittadini si sentono trascurati, subentra soprattutto negli anziani un senso di frustrazione e di rassegnazione. Di resa, esatto. Di rassegnazione. Noi questa cosa non possiamo accettarla, dobbiamo combatterla. Quindi la sanità è un diritto, noi dobbiamo far funzionare la sanità pubblica, che è un bene che noi ci siamo conquistati e che abbiamo costruito nel nostro paese e anche nella nostra regione, che quando funziona molto bene, quindi ci dà delle risposte, noi ce la teniamo cara, però chiediamo appunto che venga investita nella sanità pubblica e che si costruisca un sistema che dia delle risposte nei tempi dovuti. Assolutamente, questo è importante. Su questo aspetto delle liste d'attesa, di cui adesso andiamo a fare anche l'indagine supportate dalla dottoressa, è un punto fermo, per fortuna se ne sta parlando molto e forse qualche cosa si muove, staremo anche a vedere col tempo, ma anche raccogliendo sempre le testimonianze, voi raccogliendo le testimonianze, quindi questo è un modo per sollecitare chi ci ascolta a rivolgersi, lo so che sembra una cosa, ma serve rivolgersi al sindacato, riportare le problematiche, in modo tale che poi questo se ne faccia carico il sindacato e ci porterà tra tot mesi un nuovo, non dico un report dettagliato, però almeno un punto della situazione se qualcosa succede. L'altro aspetto invece dei medici di medicina generale, che è un'altra nota dolente, sono state prospettate alcune possibili alternative soluzioni, però le prospettive sono inquietanti. Allora diciamo che intanto la nostra azione, la nostra pressione, la nostra campagna ha smosso la regione, quindi c'è stato un incontro lunedì con l'assessore Lanzarin, con CGIL Cisle Uile e il sindacato dei pensionati, dove appunto è stato preso atto che c'è un'emergenza per quanto riguarda il tema liste d'attesa, che è un problema reale, non percepito solamente, perché a volte ci sentivamo dire no, ma è una percezione, no, i dati ci dicono che ahimè è un problema reale, ma insomma lo sappiamo, ognuno di noi lo sa, no? Si è misurato con questo e dovremo avere entro il mese di luglio altri 2 incontri con la regione per affrontare appunto il tema della carenza dei medici di medicina generale, quindi confrontarci con la regione su quelle che sono le proposte che metterà in campo, che vorrà mettere in campo, e un altro tema che è altrettanto importante, in particolar modo per gli anziani ma per le loro famiglie, che sono le dimissioni protette. Quindi cosa succede quando un anziano viene dimesso dall'ospedale, cosa c'è nel territorio, quale sistema la sanità e l'assistenza riescono a mettere in piedi per evitare di scaricare, come avviene adesso, sulle spalle delle famiglie il problema. Perché l'istituto, quello chiamata lunga degenza, che in realtà è la struttura intermedia, esatto, quella che è la struttura intermedia sostanzialmente, dopo qualche giorno è a pagamento comunque. Sì, dove c'è posto. Sì, dopo 30 giorni comunque, ecco, torneremo volentieri a parlarne dopo aver fatto anche gli incontri con la regione, gli approfondimenti, perché appunto quello che ci interessa come sindacato è raccogliere i bisogni dei cittadini, degli anziani, rappresentarli a chi ha la responsabilità di individuare le risposte, le soluzioni, sollecitare, spingere affinché appunto ci siano delle risposte concrete. Perfetto, questi sono punti importantissimi riguardo al mondo sanità. Allora,
dottoressa, passiamo alla vostra ricerca. Abbiamo visto il campione, 3.296 questionari raccolti, periodo 24 marzo-2 maggio. Ci racconti un po', vediamo anche la slide così ci spiega quanti uomini, quante donne e quanti anziani poi hanno risposto, tenendo conto che non è tutta la popolazione, ma certo, insomma è la disponibilità di moltissime persone. Sì, la risposta numerica del questionario è stata molto importante, nel senso che in poco più di un mese si sono raccolti per l'appunto quasi 3.300 questionari, che non è poco, che è un buon numero. Poco, esatto. E noi ne abbiamo analizzati 3.047, che sono le persone che hanno detto di aver provato a prenotare o prenotato negli ultimi 6 mesi una prestazione. Quindi il nostro campione è fatto da più di 3.000 persone, sono i numeri che vedete di uomini e donne. Il dato importante è che il 68% è composto da anziani, per lo più giovani anziani, diciamo dai 65 ai 74, però c'è un 16% nel campione anche di grandi anziani. Un altro dato importante è che questo questionario ha coperto tutte le province, tutte le ULSS del Veneto e quindi tutte le province. Quindi infatti vediamo il grafico che mostra che tutti i territori provinciali sono stati abbracciati, vabbè, Belluno col 4%, ma insomma in fin dei conti è un territorio un po' particolare. Belluno il 4%, però di fatto rispecchia la distribuzione della popolazione veneta, quindi questo è un altro dato importante. I questionari che abbiamo raccolto grosso modo seguono la distribuzione della popolazione in Veneto. Alcune regioni e alcune province sono leggermente sovrarappresentate, alcune sottorappresentate, però si è diffuso territorialmente in maniera importante. Quello che è interessante sono le prestazioni più richieste, che rientra un po' nel discorso di quello che tutti sostengono, no? Nel sentire comune. Sì, noi abbiamo chiesto la prestazione per cui si era approvato o si è prenotato. Abbiamo visto che le 5 prestazioni più frequenti insieme raccolgono quasi il 70% dell'insieme di tutte le prestazioni, questo indipendentemente poi dal processo di prenotazione, quindi se è andato o non è andato a buon fine. E un terzo è rappresentato dalla diagnostica per immagini, quindi risonanze, TAC, raggi eccetera, e poi a seguire quelli che vedete, quindi visite oculistiche, cardiologiche, urologiche e ortopedico. Che poi visita oculistica per lo più si tratta della famosa cataratta, perché tante volte le persone vanno anche privatamente dall'oculista, il problema è l'intervento della visita per cataratta. Io sento che in genere quella è la questione, no? Sì, sì. Cosa succede a chi non riesce a prenotare? Sì, questo è uno dei dati fondamentali, insomma, del questionario. Abbiamo visto che su tutte le persone che hanno provato a prenotare o sono riuscite effettivamente, la percentuale di chi è riuscito chiamando il CUP, quindi immediatamente con la prescrizione, è una percentuale bassa, che è del 31%. Quindi 3 persone su 10 sono riuscite effettivamente a prenotare col CUP. Il restante 70 quasi per cento, quindi quel 69%, sono le persone che non sono riuscite a prenotare la loro prestazione. Questa percentuale varia a seconda della priorità, quindi dell'urgenza della prestazione che era richiesta. Cresce la percentuale di chi non è riuscito a prenotare con il diminuire, diciamo, dell'urgenza. La percentuale massima è riportata in questa slide e anche nella slide successiva. E la percentuale massima l'abbiamo visto nella classe di priorità entro i 30 giorni, con il 77% delle persone che non sono riuscite a prenotare col CUP, ma vediamo percentuali alte anche nelle classi di urgenza cioè nelle classi più urgenti. Vediamo questo è molto importante, perché questo qua è quello che diceva la segretaria, vero? Si fa cultura e informazione, quindi entro 24 ore, il 65%, B entro 10 giorni, se volete fotografare col cellulare questa in modo che vi rendete conto, D entro 30 giorni, P entro 60-90 giorni. Quindi questo indica proprio il tipo, la classe di urgenza, come diceva la segretaria, non aspettarsi prima di, però quando ad esempio è U entro 24 ore, che almeno un paio di giorni si riesca ad avere la visita, vero segretaria? No, ma infatti è preoccupante il dato che, intanto il dato che è emerso, che il 70%, perché di questo si parla, dei cittadini che ha provato a prenotare non è riuscito a prenotare.
e quindi questo è un elemento molto, molto inquietante, insomma, che ci dà il polso della situazione di una cosa che non funziona, insomma, che si sente rispondere che non c'è disponibilità in agenda per prende l'ansia entro 24 ore, 65% che non riesca. Anche il dato appunto delle urgenze significa che, insomma, chi ha un'urgenza non riesce ad avere una risposta, deve fare un esame, perché essenzialmente si tratta di esami diagnostici per quanto riguarda le urgenze o appunto visite, ma insomma anche delicate, non avere una risposta in quelle percentuali significa appunto di un sistema che non è in grado di prendere in carico il bisogno del cittadino, che è un bisogno di salute diretto in questo caso con l'urgenza, ma anche i 10 giorni sono un elemento molto, molto significativo, perché i 10 giorni significa, insomma, va fatta questa cosa, no? Poi tornando al tema delle catarate, sulle visite oculistiche, è chiaro che per quanto riguarda la popolazione anziana il tema prevalente è quello della catarata. Abbiamo dei tempi che sono eterni, infatti, perché si parla di 2 anni per la catarata, si parla di qualità di vita. Significa che una persona anziana non ci vede, no? E la qualità della sua vita viene improvvisamente, decade, peggiora, perché non riesce ad avere un intervento che è banalissimo, perché è una questione proprio di un attimo, però diventa, diciamo, non autosufficiente, un peso per sé, per la famiglia, e si perdono anni di vita, di qualità di vita, per un'assenza di risposta. Ecco, quindi noi su questo, insomma, siamo molto, molto arrabbiati, no? Chiediamo che la Regione intervenga con tempestività, con maggiore determinazione, ecco, perché ci sono all'interno del quadro delle malattie, delle patologie, delle specificità che riguardano gli anziani che vanno assolutamente accolte. vanno prese in considerazione. Torniamo su questi temi, se volete approfittare e scrivere le vostre impressioni, fatelo, ma adesso c'è la pubblicità, tra poco. Allora, prima di vedere anche quali sono le USL territoriali dove ci sono più criticità, voglio leggere anche un paio di testimonianze, perché, oppure se vuole leggere lei, dottoressa, visto che le ha raccolte, sì, come preferisce. Le passo. Ecco qua, perché voi le avete raccolte, sono anche interessanti, perché sono state scritte proprio dalle persone, quella che tanto ce ne sono diverse, prego. Sì, intanto vorrei dire che è interessante che abbiamo, questo è stato un questionario prettamente quantitativo e invece abbiamo raccolto moltissime testimonianze, quindi che denotano l'importanza anche qualitativa dell'argomento e la voglia e l'intenzione delle persone di parlare rispetto a questi temi. Ve ne leggo qualcuna. Uno dice: mi è stato proposto dall'operatore CUP di tornare personalmente e quotidianamente alle 7:30 di mattina per tentare di godere di un posto annullato. Visto che io ho anche un lavoro, non potevo permettermi di fare quanto proposto dal CUP. Ci mancherebbe, ogni mattina. Vabbè. Un'altra persona dice: ho provato a sollecitare, mi è stato risposto che non potevano aiutarmi, avrei dovuto andare a pagamento. E un altro ancora, o altra ancora, dice: mi hanno mandato in un altro comune a chilometri di distanza e non ho l'auto. Quindi la difficoltà anche di una volta avuta una prenotazione di non poterla cambiare o organizzare sia nei tempi che nei luoghi, ovviamente. Certo. Alla fine un'altra ancora, leggo io, ci alterniamo, alla fine i 30 giorni sono trascorsi, questo è un altro caso di prenotazione, mi hanno chiamato dicendomi di fare al medico di base una nuova impegnativa, questo è abbastanza frequente perché purtroppo quando menziona la scadenza mi hanno cancellato dalla lista prioritaria perché non avevo accettato di andare in una struttura convenzionata, praticamente abbiamo prenotato per prenotare la prestazione, assurdo. Però una struttura convenzionata in ogni caso non si dovrebbe poi pagare, vero? No, allora le strutture convenzionate con il sistema pubblico è un privato convenzionato e quindi agiscono con il ticket. Il problema che abbiamo nel privato convenzionato è che non dialoga dal punto di vista del fascicolo sanitario con la sanità pubblica, per cui, e questo molti pazienti non lo sanno. Parlo di una mia esperienza personale, ho accettato di andare in una sede disagiata
scoraggiata per poter fare i raggi perché non avevo alternative, quindi al di là delle 2 ore per raggiungere la sede con i mezzi pubblici perché era a San Camillo, diciamo. Dopodiché quell'esito non era recuperabile in nessun modo, sono dovuta tornare fisicamente a recuperare l'esito di quella radiografia perché non veniva spedito, perché non era a disposizione della sanità pubblica, perché i sistemi informatici ancora non parlano, e questo è un elemento che non è noto. Mentre adesso si stanno integrando i sistemi per cui se io vado da uno specialista, parlo sempre appunto di esperienze personali, ma comunque faccio una densimetria ossea, poi l'osteopata della sanità pubblica, dell'ospedale vede l'esito, no? E quindi ha il mio fascicolo, sa quante volte sono andata, la mia storia, eccetera. Quando mi è capitato di andare in un privato convenzionato, sempre con la stessa prescrizione del medico, ma non puoi scegliere dove andare, quindi ti propongono dove ti propongono? Prendi al al volo e accontentati, no? che hai una risposta nei tempi, però se vai in un privato convenzionato ti trovi di fronte a un medico che non accede alla tua cartella, quindi o ti porti via il sacchetto. Però è una lettura, dice che ci sono parametri diversi, quindi è di difficile anche lettura il dato diagnostico. No, ma comunque devi ricostruire la storia, ecco. Non c'è comunicazione. Quindi anche questo l'abbiamo inserito nel questionario proprio perché volevamo fare informazione, perché i cittadini non lo sapevano, no, rispetto a questo. Chi è più avvertito magari cerca appunto di negoziare con il CUP, però abbiamo visto insomma che i tempi di attesa sono talmente lunghi che non c'è possibilità di scelta. Quando capita di avere una risposta si prende. Assolutamente. Liste di attesa lunghissime e disattese, e non capisco come mai non ditemi che stanno pagando ancora lo scotto del Covid. Allora il tema è questo, che la Regione Veneto non ha ancora smaltito proprio quello accumulato, i ritardi che si sono accumulati, quindi questo è un dato. Dopodiché le liste d'attesa, come dicevamo prima, ce l'avevamo già prima come problematica, quindi adesso c'è un investimento straordinario per smaltire appunto i ritardi accumulati e ci auguriamo che la Regione riesca a farlo entro l'anno come si è impegnata a fare. Però poi dovremo tornare a sollecitare perché ci siano interventi strutturali, perché sappiamo, perché così com'era il nostro sistema sanitario, anche con la carenza di personale, si creano inevitabilmente, si allungano i tempi e la Regione non è in grado, e la sanità non è in grado di rispondere rispetto alle prescrizioni che fanno i medici, insomma, delle tempistiche che fanno i medici. Quello che fa rabbia, e le persone che vengono da noi ce lo dicono ogni volta, non è possibile che se io ho la ricetta, la prescrizione, mi rispondono che non c'è posto, che devo attendere, che devo richiamare e ho tempi biblici. Se però io vado a pagamento, il posto c'è e ho la risposta. È noi, a pagamento, questo è l'altro aspetto. Dottoressa, torniamo sulle slide perché così riusciamo anche a completare il quadro di questa ricerca che è molto importante. Chi non è riuscito a prenotare, vediamo la percentuale, perché io vedo qui, e qui chiedo alla regia se ci mette in onda la slide, per l'US di appartenenza, che in modo particolare abbiamo un 81% l'US 4 Veneto Orientale, un 78% l'US 8 Berica, sono i numeri più alti, però poca distanza a tutte le altre, quindi siamo ben superiori alla metà di chi non è riuscito a prenotare nelle varie USL. Sì, queste sono confrontate con il dato appunto medio, il dato generale che era del 69%, vediamo quelle che ha citato, la ULS 4 sale all'81%, le due ULS del Vicentino sono entrambe più alte della media, quindi c'è il 78% nella 8 Berica e il 76% nella Pedemontana. Da questo punto di vista la ULS 5 Polesana funziona meglio secondo quello che ci dicono i rispondenti. Questa volta il Polesine supera le altre, o hanno poche persone che stanno anche male, quindi lavorano con numeri più bassi, non lo so. O si rivolgono alle USL limitrofe. Infatti anche questo è un altro aspetto. Il 57% però aspetta ancora la chiamata, e quindi ed è vero, si aspetta, spera, perché molte volte, anzi il più delle volte, cosa succede? Sì, intanto di tutte le persone quindi che erano oltre 2000 che non sono riuscite a prenotare il CUP,
e i 3/4, il 75% hanno avuto comunicazione di essere stati messi nelle liste d'attesa, quindi poi le altre due percentuali fanno riferimento a queste persone. E questo significa che c'è un quarto di chi non è riuscito a prenotare che o non è stato proprio messo in lista d'attesa, gli è stato detto di ritornare tutte le mattine a provarci, oppure è stato inserito ma non l'ha capito. E comunque di queste persone appunto inserite in lista d'attesa, il dato è che il 43% dice di essere stato poi effettivamente richiamato. Questo dato di nuovo cambia con l'urgenza della priorità. La percentuale di chi è stato richiamato è più alta nelle urgenze, è quasi dell'80% nell'urgenza entro le 24 ore, però poi scende al calare dell'urgenza, arriva a un 34% tra i 60 e i 90 giorni. Vuol dire il 41% ha prenotato a pagamento però. Sì, tra quindi tutte le persone che non hanno prenotato col CUP c'è una percentuale che ha deciso di andare a pagamento, è il 41%, e il 14% in strutture pubbliche e il 27% in strutture private, e abbiamo chiesto anche le motivazioni di queste scelte e fanno quasi tutte riferimento appunto alle tempistiche troppo lunghe. Quindi ci dicono di avere appuntamenti che sono stati messi troppo in là o che hanno aspettato troppo a lungo. Quindi l'ansia di dover poi fare fronte a situazioni più pericolose. Qui struttura a pagamento, qui si apre un'altra situazione, vero segretaria? Allora, intanto incrociando i dati di chi si è rivolto a pagamento, vediamo che sono le persone più giovani, quindi c'è una percentuale elevata di oltre il 60% di anziani che è in attesa. Non ha scelto di andare a pagamento. Questo ci fa riflettere anche sulle capacità reddituali, no, delle persone anziane rispetto a una scelta che è quella di dire non ho la risposta nei tempi necessari, nei tempi previsti, ho l'ansia per le mie condizioni di salute, ma posso permettermelo o non posso permettermelo. Perché stiamo parlando di cifre anche soprattutto per la diagnostica per immagini abbastanza costosa, esatto, rispetto a questo dato, e quindi questo già ci dà uno spaccato di una situazione di ingiustizia, perché noi siamo un paese che ha investito molto sul sistema sanitario pubblico, sul welfare pubblico, proprio come caratteristica della nostra democrazia, no? Di avere un sistema sanitario universale che indipendentemente dalle condizioni di reddito la persona va curata, e anche indipendentemente dall'età che la persona ha, e dovremmo dire anche dal luogo dove risiede. No? Invece questa cosa è molto diversificata nel nostro paese, ma come vediamo anche da questa indagine ci sono anche significative differenze anche all'interno del territorio veneto. Vivere in una grande città non è come vivere in un paese, e anche le USL hanno capacità di risposta diverse. Però quello che sta avvenendo sempre più è una spinta verso il privato molto silenziosa ma costante e sotterranea, che deriva da un definanziamento del sistema sanitario pubblico, e questo chiama in causa la responsabilità dei diversi governi, no, che hanno tagliato nel tempo le risorse alla sanità pubblica, ma chiama in causa anche le scelte di questa regione che, a differenza di altre, non ha investito, no, e continua a non investire in maniera adeguata per garantire ai propri cittadini un'assistenza e una sanità. E si cominciano a distinguere per classi di reddito, quindi chi può si cura, stile americano, diciamo, e chi non può resta in attesa, quindi c'è questo elemento. E adesso è un momento preoccupa critico molto, perché con l'inflazione che morde, i tassi di interesse dei mutui che salgono, le persone finché possono, tanto stanno buttando i soldi tra le vacanze, tempo libero eccetera, però dopo se i soldi verranno a mancare ci sarà veramente seri problemi. Ma stiamo parlando di pensionati che in Veneto, che è una delle regioni più ricche del nostro paese, in Veneto un pensionato su 4 sta sotto i 1.000 euro lordi, quindi stiamo parlando di questa tipologia di redditi, e quindi come si può pensare che una persona anziana che ha problemi di salute, e purtroppo con l'aumento dell'età crescono i bisogni anche di assistenza e di cura, possa sborsare di tasca propria.
E questo è il problema, no, pagando già comunque... le tasse, perché poi non dimentichiamo insomma, che l'IRPEF è pagata al 90% da lavoratori dipendenti e pensionati, quindi non so, è veramente una beffa questo, no? Perché si pagano con le nostre tasse, si paga il sistema pubblico, poi il sistema pubblico non viene messo nelle condizioni di funzionare in maniera adeguata e quindi si spingono i cittadini a usare le proprie risorse, a pagare di tasca propria. Assolutamente. Credo che queste denunce siano ampiamente giustificate, credo anche che mi sembra impossibile che la Regione non ne prenda atto e si trovino delle soluzioni, e siamo in Veneto. La Regione ne ha preso atto, perché nell'incontro dei giorni scorsi quindi c'è stato l'incontro, appunto sul tema delle liste d'attesa, sollecitato appunto dal sindacato unitariamente, perché appunto è un'emergenza nella nostra Regione, e appunto la Regione ha preso atto insomma, che è un problema vero e ha presentato un piano di interventi nel quale appunto pensa di affrontare questo smaltimento dell'arretrato accumulato, e noi ci auguriamo che funzioni, ovviamente, che ci sia l'intenzione di investire veramente, però ripeto, finora non sono state utilizzate nemmeno le risorse che erano state stanziate. Ci auguriamo che dal punto di vista anche di capacità organizzativa la Regione metta in campo insomma un po' di intelligenza, un pochino di capacità in più, perché è una vera emergenza, cioè ne va della salute, perché un anziano che non si cura poi, oltre a star male, diventa un costo anche per il sistema pubblico, sta male lui, sta male la sua famiglia, e poi costa di più alla sanità. E dopo altro che bisogna fare prevenzione. Altro che invecchiamento attivo. Allora, torniamo su questi per completare un po' la ricerca, che è molto lunga, molto complessa, però alcuni sono dati sono salienti. Ci rivediamo dopo la pubblicità, tra poco. Allora, segretaria, a fronte di queste situazioni, poi rivedremo rapidamente altri dati eclatanti, comunque ben chiaro il concetto. Quale altra via, leggo il messaggio, è percorribile? Ma si rendono conto che con queste liste d'attesa anche per urgenze l'unico risultato è quello di riempire i pronti soccorsi? Infatti qualche risposta appunto dai nostri questionari è stato questo: non avevo l'appuntamento nei tempi utili e mi sono rivolto al pronto soccorso. Quindi è un sistema che non funziona complessivamente, perché poi appunto si intasano i pronti soccorso per diciamo una presa in carico che dovrebbe avvenire per altre strade. Sempre dal questionario è emerso che solo il 18% dei rispondenti si è attivato lamentando e segnalando la disfunzione, il disservizio, il fatto che aveva una prescrizione e non ha trovato risposte, e questo ci interroga sul fatto che le persone non sanno come funziona il sistema e a che rivolgersi, no? Quindi si rassegnano, no? Cioè non funziona niente, lo racconti, ti arrabbi, basta. Appunto, c'è la frustrazione, si sente leso un po' più diritto, ma non si sa come affrontarlo. Quindi al di là che si può telefonare e avvisare, segnalare la cosa all'ufficio relazioni con il pubblico, io l'ho fatto e questa cosa è efficace, perché c'è una presa in carico, quindi intervengono sul disservizio, ma c'è anche un percorso di tutela, si chiama proprio così, che è previsto dalla legge nazionale, sempre del 2019, che è stato recepito anche dalla Regione Veneto, che doveva trovare poi delle metodologie di applicazione, ma che questo non è avvenuto in Regione, ma che si può attivare. Noi abbiamo consigliato a chi si rivolgeva nelle nostre sedi di fare una raccomandata all'USL, e magari anche per conoscenza al Presidente della Regione, che così ha contezza maggiore di quello che sta avvenendo ai propri cittadini, dicendo: guardi che io ho una ricetta di questo tipo, nei tempi previsti dal mio medico voi non siete in grado di darmi una risposta, chiedo di poter effettuare la prestazione in attività libero professionale intramuraria, pagando solo il ticket. Ecco. Quindi l'attivazione di questa raccomandata ha fatto sì che, Quindi richiesta di farla, non fatta già, ma richiesta di farla. Si avvisa l'user: guarda che io attivo il percorso di tutela, quindi chiedo di farla,
Poi ovviamente il passaggio successivo sarebbe: ti mando il conto perché voglio pagare solo il ticket, però già solo l'attivazione, l'invio di questa prima raccomandata ha fatto sì che le persone sono state richiamate e hanno trovato, diciamo, una risposta alla loro ricetta, alla loro prescrizione. Allora, noi non ci auguriamo che ogni cittadino, per esigere un proprio diritto, debba mandare una raccomandata, perché è un diritto del cittadino, paghiamo le tasse e deve trovare una risposta. Però anche questo è un percorso che è previsto dalla legge, quindi noi lo diciamo, facciamo informazione, visto che la Regione non svolge questo compito, ci assumiamo noi il compito di fare informazione ai cittadini, perché quello che noi assolutamente non possiamo accettare è che le persone non si curino, che scatti un senso di frustrazione e di rassegnazione, che ci sia un danno per la salute dei cittadini o che ci sia una privatizzazione, perché guarda, si chiama in gergo affamare la bestia. Si tolgono le risorse al sistema pubblico, le persone si ribellano, si arrabbiano e si dirottano verso il privato. Questo è lo smantellamento dei fondamenti della nostra democrazia. Non ci stiamo, insomma, quindi noi pretendiamo che ci siano risorse investite. Assolutamente. Ma sapete che per una radiografia addome prenotabile dopo 120 giorni ho preferito andare a pagamento? Io posso permettermelo, ma la sanità pubblica non ditemi più che è gratuita. E tra l'altro non è che costa 2 euro, una cosa del genere. No, ma infatti noi abbiamo un sistema sanitario nazionale, pubblico e universale. E quindi bisogna deve garantire a tutti, non solo a chi può permetterselo, la sanità. Questo è il tema. E invece con un combinato disposto di azioni a livello centrale e a livello regionale si sta smantellando quello che è una grande conquista del mondo del lavoro, una conquista sociale, e i danni cominciamo già a percepirli e a vederli. Quindi ci devono essere investimenti. Se non bastano le risorse che ci sono, noi l'avevamo già detto alla Regione, fate l'addizionale regionale selettiva per i redditi più alti, chiedete un contributo per finanziare il sanitario e il sociale per le persone più svantaggiate. Il Presidente Zaia ogni volta dice: io non voglio mettere le mani nelle tasche dei cittadini veneti, in realtà le mani le mette, perché se poi uno è costretto a pagarsi fior di quattrini per una visita o per una diagnostica, per non parlare delle case di riposo, ma ne parleremo in altre occasioni, quelli sono soldi che escono dalle tasche dei veneti, ma purtroppo vanno a penalizzare quelli che sono più deboli. Assolutamente sì. Grazie segretaria. Dottoressa, proprio per completare rapidamente l'esito della vostra ricerca, vediamo rapidissimi le slide successive, che così comprendiamo anche la portata e l'attendibilità anche dei dati che avete estrapolato. Sì, il dato che stavamo dicendo proprio adesso sulla percentuale di chi sta ancora aspettando o ha rinunciato alle cure, perché questo non è un aspetto che siamo riusciti a cogliere direttamente, ma c'è anche questo aspetto da considerare, varia con diverse caratteristiche. Abbiamo detto è più alto per gli anziani, e quindi sono meno quelli che sono andati a pagamento, ma sono di più quelli che stanno aspettando. Sono più alte per le persone con il titolo di studio basso, mentre i titoli di studio alto probabilmente si sono mossi autonomamente, e come vediamo in questa slide variano anche di nuovo a seconda delle ULSS. La percentuale di chi aspetta, appunto ha rinunciato, è più alta nelle ULSS 2, 1 e la 7 di nuovo la pedemontana, ed è più bassa invece nella 9 e nella 5. Vediamo quella successiva: chi è riuscito a prenotare, delle 940 persone, 31% che sono riuscite ad accedere alla prestazione. Cos'è successo? Sì, queste sono appunto le persone che hanno prenotato col CUP subito. Vediamo che la maggior parte ha rispettato i tempi indicati nella ricetta, il 59%, però c'è comunque un 28% che è riuscito a prenotare col CUP ma non nei tempi indicati dalla ricetta, e questo l'abbiamo confermato anche nella slide successiva, andando a vedere i tempi d'attesa, il tempo esatto che è passato tra la prenotazione, diciamo, e la visita, e mettendola in relazione col tempo che era stato indicato di priorità nella ricetta. E vediamo che il dato importante è che il 46% delle prestazioni con la priorità entro i 30 giorni sì sono state prenotate, ma non all'interno di questi 30 giorni, e lo stesso è avvenuto nel 43% dei casi per le ricette fra i 2 e i 3 mesi. Quindi
e anche fra le persone appunto che hanno avuto un percorso di prenotazione che ha portato a buon fine col CUP, non sempre, vediamo in molti casi, non sono riusciti però a prenotarli nei tempi che erano stati indicati. Quella successiva invece si indica tramite privato, tempi d'attesa per le prenotazioni tramite privato. Quello che abbiamo visto è che i tempi d'attesa nel privato sono ancora più lunghi rispetto a quanto emerso per le prenotazioni al CUP. Abbiamo che i due dati che vi ho detto prima, per il privato diventano il 74% delle priorità entro i 30 giorni non sono state prenotate entro i 30 giorni e il 62% delle prestazioni fra i 2 e i 3 mesi. Questo probabilmente, l'interpretazione che abbiamo dato è che dipende dal fatto che le persone prima di passare alla prenotazione tramite privato hanno aspettato probabilmente del tempo, hanno aspettato la richiamata o hanno ricevuto una richiamata dal CUP ma che non era soddisfacente, quindi si sono mosse solo successivamente in privato. Poi vediamo rapidamente dove sono state prenotate le prestazioni tramite CUP, struttura pubblica e struttura privata convenzionata, c'è molte struttura pubblica, una percentuale più bassa nella privata convenzionata, no? Sì, la media, il dato generale è che 3/4 sono in strutture pubbliche e 1/4 in quelle private convenzionate. E questo forse per la ragione che diceva la segretaria, proprio per avere un po' la possibilità di essere seguiti. Certo, e tra l'altro quello che si diceva prima è che tra quelli che hanno prenotato nelle strutture private convenzionate abbiamo quasi un 60% che non sa, che è quello che si diceva appunto, che i referti andranno a finire nel fascicolo grado sanitario. Di soddisfazione, avete raccolto anche questo delle varie prestazioni ricevute? Il grado di soddisfazione sì, l'abbiamo raccolto su una scala numerica da 1 a 6, quindi da per niente soddisfatto a molto soddisfatto. Abbiamo che in generale il 43% degli intervistati sono delle persone che sono riuscite a prenotare e sono nei punteggi più alti, la media è 3,9, e abbiamo una soddisfazione maggiore tra le persone che hanno prenotato subito col CUP, il punteggio medio è 4,1 rispetto al privato che è 3,6. Questo probabilmente è connesso anche al ragionamento che facevamo un attimo fa. E poi i gradi di soddisfazione più alti si registrano nell'US Dolomiti, Serenissima, più bassi US Polesana e Pedemontana. Sì, nonostante la Polesana abbiamo visto sia andata bene in molti degli indicatori che abbiamo calcolato prima, però sì, i gradi di soddisfazione sono inferiori. Benissimo, questa è tutta la ricerca. Siamo in chiusura, una battuta segretaria adesso. E adesso cosa succede? Allora, noi continueremo ovviamente a vigilare e a pressare la Regione Veneto perché costruisca delle risposte che sono adeguate. Il sistema pubblico è un sistema che va difeso, abbiamo una sanità di qualità nella nostra Regione e che voi riteniamo che vada rafforzato, quindi vorremmo vedere anche numeri maggiori rispetto a chi si rivolge alla sanità pubblica, ma va messa nelle condizioni di lavorare. Noi siamo sempre molto grati a chi lavora all'interno delle nostre strutture pubbliche perché sappiamo che lo fa con dedizione e con un grande sacrificio, anche in condizioni che sono sempre peggiori anche per questo mondo del lavoro, e chiediamo appunto che vengano investite risorse perché è il fondamento della nostra esistenza e con attenzione particolare alle persone anziane che sono quelle che hanno più bisogno di cura, di assistenza e hanno bisogno di risposte anche di qualità e di prossimità. Perché se mi dai una visita in tempi distanti e in una località che non posso raggiungere, formalmente hai assolto il tuo compito, ma sostanzialmente no. Segretaria, grazie mille, grazie a Elena Di Gregorio, segretaria generale SPCGIL del Veneto, di essere stata qui con noi, averci illustrato questa ricerca. Grazie per la ricerca la dottoressa Chiara Gargiullo di IRES Veneto. Grazie a voi telespettatori di aver partecipato, so che ci avete scritto anche, lasciato dei messaggi alla nostra segreteria numerosi, ma vi suggerisco di chiamare soprattutto le sedi dello SPCGIL presenti su tutto il territorio, in modo che quelle medesime istanze le portate anche a chi può seguire la cosa, può raccogliere i vostri dati, le vostre lamentele, e quindi trovare poi dei possibili percorsi per avere delle soluzioni. Grazie ancora, grazie a voi e naturalmente la puntata rivedetela in replica. Grazie, buon proseguimento. Grazie. Arrivederci.